Sì, buongiorno, io sono Bruno, vengo da Torino, sono uno sceneggiatore e regista e oggi vi parlerei di Nick Park, che è la storia di un ragazzo che cerca parcheggio, non riesce a trovarlo e non lo troverà mai per tutta la vita. Nick all'inizio della storia ha 20 anni e cerca di raggiungere una festa a cui tiene molto. Però una volta arrivato in zona non riesce a trovare parcheggio nei dintorni dell'edificio. Le ore passano senza che questa ricerca diventi fruttuosa e le ore diventano, dal giorno si passa alla notte, la festa finisce, i giorni diventano settimane, le settimane diventano mesi, i mesi diventano anni, senza che Nick riesca mai a parcheggiare la macchina. Detto questo, nonostante non riusciamo a trovare il nostro posto, la vita continua. E la vita di Nick, così circoscritta ad un ambiente così piccolo, ha dei piccoli e sparuti punti di riferimento. Il primo è suo nonno, un vecchietto svalvolato, ossessionato dai ricordi di guerra. E poi c'è Daniel, che è un suo coetaneo, con una vita radicalmente diversa, una vita di successo sia con l'altro sesso sia nel mondo del lavoro. Daniel tra l'altro finge di essere amico di Nick, ma in realtà gli scrocca dei passaggi in continuazione e sfrutta la sua condizione per essere scarrozzato a destra e a sinistra. In una notte di pioggia, nella vita di Nick entra qualcosa di nuovo, Nora. Nora si ripara da un temporale piombando nell'abitacolo di Nick e i due si innamorano a prima vista. Cominciano a frequentarsi, si accoppiano con qualche difficoltà, si sposano e fanno un figlio. Ma la condizione esistenziale di Nick riesce a logorare anche questa cosa bella che gli è successa. Per cui i due divorziano e Nick continua il suo viaggio da solo. Si calca in testa una coppola e diventa il tipico anziano che guida piano e intasa le strade delle nostre città. A un certo punto, ormai ottantenne, Nick vede in fondo alla strada un parcheggio bellissimo e promettente, luminoso. Ingrana la marcia, grattandola ovviamente, e avvia l'auto. Soltanto che il suo povero cuore non regge all'emozione di questa ricerca fatta per tutta la vita. Per cui a pochi metri dal traguardo cede. Quindi Nick non arriva al suo traguardo per pochi metri, giusto lo spazio di un parcheggio. Con questa storia vorrei raccontare la condizione esistenziale che abbiamo tutti di cercare di trovare il nostro posto nel mondo, soffermandomi in particolare su chi, nonostante tutti gli sforzi e i tentativi, non riuscirà mai a raggiungerla. Il cortometraggio si basa su un'idea di regia semplice che è la camera fissa dal punto di vista del parabrezza. Quindi la vita di Nick scorre su dei quadri che si susseguono con un montaggio rapido e ritmato. Spero con Nick Park di riuscire a trasmettere il mio amore per la commedia all'italiana, quella più graffiante e che fa ridere raccontando le parti più misere dell'esistenza. Quindi partendo dai mostri di Dino Risi per passare a qualcosa di più surreale come l'ingorgo di Comencini, fino ad arrivare al senso di nostalgia e al gusto per la costruzione della gag che hanno i film di Aldo, Giovanni e Giacomo, i film on the road, i primi film. E poi c'è una mia reference personale nella vita che è Fantozzi, perché in Nick io vedo rivivere quel senso di resistenza alle bastonate della vita che c'è in Fantozzi. E proprio come Fantozzi, Nick, resistendo e tenendo duro, diventa un eroe. Grazie.